Ultima dell'anno a Genova tra Livorno e la Cairese nel girone A di Serie D. Nel capoluogo ligure la squadra di mister Pastorino, quinta in classifica, affronta la Cairese di mister Nappi. Genovesi reduci dalla vittoria contro l'Albenga allo stadio Riva per 0-3, lanciati in zona playoff, mentre i giallo-blu si trovano al quartultimo posto, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Città di Varese per 0-1 e a caccia di punti per agganciare la zona salvezza. Sfida divertente nel capoluogo ligure con il Ligorna che comincia forte, da prima proteste per questo intervento di Kangane Cerantola su Murgia, sul quale i biancazzurri chiedono il rosso. Sul calcio di punizione ci prova Lionetti, ma la sfera termina fuori. All'11° cross di Tussellino dalla sinistra e colpo di testa di Murgia con la sfera che sfila di poco a lato. 2 minuti dopo cross dello stesso Murgia deviato dal portiere sulla traversa. Al 17° si accende la Cairese con il tiro cross da parte di Garcia Tomas, ma la sfera non impensierisce Bodrato. Ancora Lionetti al 25°, al 27° in entrambe le occasioni il portiere difende bene la porta e salva il risultato per i gialloblu. Dopo un giro di lancette il neo è entrato in gamba a provarci con un piazzato centrale su cui Bodrato fa buona guardia. A 7 dal termine Fernandez Lautaro si trova il pallone a tu per tu con il portiere, ma viene tamponato bene dalla difesa e la palla termina di poco alta. Ultima occasione di marca ligornina con la botta di Miccoli da fuori che però non termina in rete. Le due squadre vanno così a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il primo brivide per il Ligorna con la conclusione di Vignaroli che termina di poco a lato dopo 2 minuti. Al 58° conclusione velleitaria di Garcia Tomas con il mancino dalla destra, ma la sfera termina a lato. Al 64° ancora Cairese. Socna conclude dal cuore dell'area, ma Bodrato cala la saracinesca e salva la porta. Al 22° torna pericoloso il Ligorna con il calcio piazzato dal limite da parte di Bacigalupo che termina alto anche se non di molto. Ancora biancazzurri al 72° con la discesa di Cericola sulla destra, cross pericoloso ma nulla di fatto dal cuore dell'area. 10 minuti più tardi Di Stefano si accentra dalla sinistra e conclude di collo, non riuscendo però a centrare la porta. Ancora pericolo in area Cairese con il colpo di testa di Lionetti su calcio d'angolo dalla sinistra, ma la sfera dà solo l'illusione del gol. Brivido biancazzurro infine per la punizione di Oba Kent dal limite dell'area, ma il suo tiro a giro termina la soccorsa di poco sopra la traversa. In extremis il Livorno avrebbe l'occasione di trovare la rete della vittoria, ma il tentativo di Lionetti viene salvato con un miracolo di Gargiulo sulla linea e così è un nulla di fatto. Questa è l'ultima occasione della sfida, pari a reti inviolate sotto Natale a Genova tra Ligorna e Cairese.